ritrovati, primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, come sempre puntualissimi alle 12. Iniziamo questa diretta fino alle 13:30 raccontandovi i fatti principali della giornata con servizi e collegamenti in diretta. Come sempre, ormai lo sapete bene, in apertura abbiamo la cronaca, torneremo tra pochissimo ad Asolo per la rapina in villa ai danni di due anziani fratelli insieme a Mirko Cavallin. Parleremo anche del processo all'ex sindaco di Venezia Brugnaro per quanto riguarda le spese elettorali della campagna per le comunali del 2020 e parleremo di una spaccata in centro a Vicenza, di un incidente stradale dagli esiti purtroppo mortali, ma in primo piano subito a Padova con un'operazione della polizia che ha sgominato una banda di albanesi che trafficava in armi e droga. E allora ci racconta tutti i dettagli la nostra Chiara Gaiani insieme a Cristian Roccaiende. Buongiorno Chiara. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Come dicevi, sono 5 le ordinanze di misura cautelare eseguite dalla squadra mobile di Padova, 5 gli albanesi arrestati, tutti tra i 31 e i 52 anni, il più anziano, il 52enne, era addirittura incensurato, un'operazione che ha portato al sequestro di 2,5 kg di cocaina durata da febbraio fino a maggio, cocaina che sul mercato avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Sono state sequestrate anche durante l'operazione una pistola con i proiettili che era stata rubata in città nel 2019 e 3 auto di grossa cilindrata. Una banda molto organizzata che gestiva il traffico di stupefacenti attraverso la cosiddetta tecnica del codice, ovvero il corriere della droga aveva un codice che veniva inviato su una linea criptata, lo stesso che riceveva anche il destinatario e che quindi dovevano scambiarsi al momento appunto dello scambio della droga proprio per evitare i controlli delle forze dell'ordine, controlli che invece non sono stati evitati anche grazie a tecniche ovviamente di controllo che sono state autorizzate dalla procura, e tutto questo ha portato all'arresto dei 5. Il 31enne, il più giovane, godeva in questi mesi di una misura alternativa alla carcere, ma non si presentava al lavoro impegnato come era nel traffico di stupefacenti. Durante l'indagine è emersa anche la frequentazione di un locale di Padova che il questore ha chiuso per 30 giorni. Ecco, questi dettagli legati appunto a questa operazione, ma la polizia di Padova ha effettuato altre 3 operazioni nelle ultime ore. Durante una di queste è stato anche sequestrato dello spray urticante e un taser. Sentiamo il servizio preparato dalla redazione e poi la linea può tornare a voi. Trovati con spray urticante e taser, le volanti della questura impegnati in un controllo del territorio hanno fermato l'auto in via San Fidenzio a Padova. Il conducente, un ventenne tunisino, era in possesso di un taser ad alta tensione e di una bomboletta spray urticante con impugnatura a pistola. Il ventenne risultava già segnalato all'autorità giudiziaria per un'aggressione avvenuta in provincia di Venezia, dove aveva preso a pugni una donna trascinandola per i capelli e minacciandola con un coltello dopo averle ceduto una dose di cocaina, costringendola poi a restituirgliela. Il giovane è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Insieme a lui 2 connazionali di 19 e 51 anni, anche loro con precedenti per rapina, ricettazione e stupefacenti. Il questore Marco Dorisio ha attivato la divisione anticrimine per l'adozione di misure di prevenzione personale nei confronti di tutti e 3. Durante i controlli del territorio, i poliziotti hanno anche arrestato in piazzale Stazione un 70enne serbo ricercato con un ordine di carcerazione emesso nel 2019 dalla Procura di Venezia per invasione di terreni. Dovrà scontare 4 mesi di reclusione al 2 Palazzi di Padova. Arrestato anche un 50enne tunisino irregolare sul quale pendeva un'ordinanza di sospensione della misura alternativa dei domiciliari. Deve scontare 4 mesi di una pena residua su una condanna definitiva di 7 anni e 3 mesi per spaccio emessa dal Tribunale di Padova nel 2018. Come anticipato, torniamo ad Asolo, dove continuano le indagini dei carabinieri per la rapina a mano armata avvenuta in una villetta dove vivono 2 anziani fratelli che sono stati rinchiusi in una stanza dai malviventi, ma emergono intanto altri dettagli che ci racconta il nostro Mirko Cavallin insieme a Nicoletta Rizzetto. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Francesca, siamo tornati qui appunto sul luogo del delitto, quello che si è consumato l'altra sera intorno alle 23:30. 3 ladri col volto travisato, armati, 2 di un coltello, 1 di una pistola, hanno minacciato questi 2 fratelli, Paola e Guido Furlanetto, ex insegnanti in pensione che da anni vivono insieme in questa abitazione di via Castellana tra Casella e Villa d'Asolo. Il cancello, come vedete, è ordinariamente aperto, da quello che ci hanno riferito anche i vicini, ma pare che i 3 ladri siano entrati dal retro, zona di campagna, zona di coltivazioni, tra l'altro di proprietà proprio dei 2 fratelli e di un terzo fratello che è un noto medico chirurgo. I 3 incappucciati appunto hanno minacciato i 2 fratelli di consegnare loro gioielli e denaro quantificato dai carabinieri in 900 euro più i gioielli presenti, poi sono stati chiusi in una stanza. L'ingresso, come detto, dal retro, forzando una finestra, mentre i 2 stavano guardando la televisione. Momenti ovviamente di paura. Poi la signora si è rivolta ad un vicino di casa, un'abitazione che è qui a meno di un centinaio di metri, e noi proprio poche ore dopo la rapina a mano armata abbiamo sentito il vicino di casa che è stato svegliato nel cuore della notte. Possiamo sentire la sua testimonianza. Da circa l'1 praticamente la signora, la mia vicina, mi ha suonato il citofono per 2 o 3 volte. Io stavo dormendo, mi sono svegliato, sono uscito, non l'ho vista qua al cancello, mi è sembrata una cosa un po' strana, poi mi sono affacciato alla finestra, lei mi ha chiamato dal giardino, mi ha detto sono venuti i ladri. Allora io ho chiamato i carabinieri e nel frattempo ho controllato casa mia attorno che sia tutto a posto, tutto in ordine, era tutto in ordine, e poi ho aspettato, ho controllato quando sono arrivati i carabinieri di là, è venuta fuori la signora, sentivo che parlavano, ho sentito sì in quartieri qui della zona comunque ci sono stati furti, furtarelli anche da amici miei in passato, però vicino proprio qua no. Di testimonianze relative a furti ne daremo notizia nel telegiornale di questa sera. Aggiungo un dettaglio che riguarda la lingua parlata da questi 3 banditi. Secondo quanto scrivono i carabinieri, in dialetto locale si sarebbero espressi. A quanto abbiamo capito, strappando le poche parole dalla signora Paola, che ha rifiutato anche oggi appunto di rilasciare dichiarazioni pubbliche, sì, dialetto, ma non è detto che siano italiani. C'è un'ipotesi che siano appunto magari dei sinti piuttosto che stranieri che magari hanno preso anche il dialetto locale e di fatto poi sono fuggiti lungo i campi da cui sono arrivati, quindi nella parte retrostante l'edificio. Qui siamo tornati appunto e indagano i carabinieri sul fatto. Dicevo, in questo punto, e Nicoletta adesso vi fa vedere, eravamo stati appena una settimana fa per un incidente mortale con un'auto carambolata. Qui ci sono ancora i pezzi appunto di quell'incidente mortale, quindi è un punto questa zona appunto di via Castellana nella campagna di Asolo che davvero negli ultimi giorni è entrata sommo al grado purtroppo nelle cronache. Altri dettagli nell'edizione di questa sera. Per il momento da Asolo è tutto, a te Francesca. Grazie Mirko e grazie naturalmente a Nicoletta Rizzetto per l'assistenza tecnica, e adesso dovremmo avere Filippo Fois in collegamento da Venezia. Sì, lo vedo davanti al tribunale, se non sbaglio, perché proprio in tribunale a Venezia la decisione sul rinvio a giudizio sul non luogo a procedere sulle spese elettorali di Luigi Brugnaro durante la campagna elettorale per le comunali del 2020. Secondo l'accusa sarebbe stato speso €500.000 in più rispetto al tetto fissato per legge. La sentenza attesa a brevissimo. Buongiorno Filippo. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea di fronte al Tribunale, come hai giustamente detto tu, per questo nuovo filone di indagine che coinvolge l'oramai ex sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Qui non si tratta dell'inchiesta Palude, lo diciamo subito, lo specifichiamo. L'inchiesta Palude si basa su altri filoni di indagine, che sono quelli sulla presunta compravendita del terreno dei Pili e poi sulla vendita di Palazzo Poerio, che era l'ex sede dei Vigili Urbani di Venezia, della
della polizia locale. Qui invece al centro dell'inchiesta ci sono i finanziamenti ricevuti da Luigi Brugnaro e dalla sua lista, Luigi Brugnaro sindaco, per finanziare la campagna elettorale del 2020, la campagna elettorale che ha visto Brugnaro conquistare il secondo mandato elettorale sconfiggendo alle urne Pierpaolo Baretta. Quello che contesta la Guardia di Finanza e la Procura è un eccesso di spesa, c'è un limite di spesa e quindi significa che è stata violata la legge sul finanziamento ai partiti, il limite di spesa è di 300.000 euro circa per ogni candidato sindaco e sui 250.000 euro per quello che riguarda le singole liste. In totale quello che sostiene la Guardia di Finanza e la Procura è che Brugnaro ha potuto usufruire di 900.000 euro di finanziamenti, quindi in gran parte arrivati in maniera occulta e non dichiarata, sforando di circa $500.000 di euro quello che era il limite. La difesa risponde con una serie di osservazioni molto variegate. La prima è quella che si tratta di finanziamenti che sono arrivati in periodi diversi e non strettamente legati ai limiti che vengono messi nel periodo preelettorale per il finanziamento dei partiti. Vengono poi contestate nello specifico, e qui ci muoviamo in punta di diritto, le accuse, i capi di imputazione che sono stati rivolti ai singoli indagati, sono 5 in tutto, e oggi sapremo quale sarà la decisione davanti al GUP, vale a dire se questo finanziamento eccedente che viene contestato a Luigi Brugnaro è meritevole di finire a processo oppure se verrà dato il non luogo a procedere. Che cosa si rischia in questi casi? Si rischia una sanzione amministrativa per cui si va da una multa che può arrivare dalla metà della cifra eccedente al triplo, addirittura, per cui c'è una forbice molto ampia, e poi soprattutto quella che sarebbe stata la sanzione principale, vale a dire la revoca dell'elezione del sindaco. Questo naturalmente non potrà più avvenire perché Luigi Brugnaro già non è più sindaco, i fatti si riferiscono oramai a 6 anni fa, tant'è vero che dalla difesa si è anche palesata l'ipotesi che tutto sia già finito in prescrizione. Comunque, come andrà a finire ve lo sapremo dire forse tra qualche ora. Di nuovo la linea a te, Francesca. Grazie Filippo, nel caso dovessimo essere ancora in diretta ci chiederai la linea per gli aggiornamenti su questa decisione dal Tribunale. E adesso invece a Vicenza per una spaccata la scorsa notte in un ristorante sotto la Basilica Palladiana, ha sventrato il registratore di cassa con 300 euro di bottino, devastata la vetrina con migliaia di euro di danni. L'ennesimo colpo in centro storico accompagnato dall'indignazione e la rabbia degli esercenti per il grave episodio che ripropone il tema sicurezza proprio in vista della stagione estiva. E allora andiamo a Vicenza da Daniele Garbin insieme a Simone Squarcini, insieme ai suoi ospiti. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo proprio sotto il Monumento Nazionale, il cuore, il simbolo di Vicenza, la Basilica Palladiana, e alle mie spalle il locale che hai accennato, Harris Salotto e Cucina. Questa è proprio la vetrina che è stata sfondata e è un valore sicuramente molto superiore di quello che è stato poi il furto che è stato fatto attraverso i contanti nella cassa. Con me il signor Hassan, Nicolò Nacleri, Fratelli d'Italia, e Sonia Scussolin, dei rappresentanti dei ristoranti, dei locali in centro storico. Ecco, signor Hassan, ecco, la notizia è anche clamorosa perché dopo la spaccata dell'altra notte, di quello che è stato, adesso sono al lavoro e gli operai, c'è la notizia della notizia, questa mattina, questa notte sono tornati un'altra volta. Di cosa si tratta? No, cioè veramente l'altro ieri è successo una cosa assurda, poi di nuovo sono tornati a rubare, quindi volevo chiedere a Stato che fine, cosa stanno facendo per stare vivo la città, cioè stanno facendo qualcosa o no, perché siamo stati a fare la denuncia a Carabinieri, quindi dopo aver fatto la denuncia è successo il giorno dopo stessa roba, quindi non siamo protetti dentro città. Quindi speriamo che il prossimo non succeda questa roba di nuovo, se no altrimenti noi ristoratori non andremo tanto avanti, non ce la faremo stare sui piedi. Chiediamo aiuto Stato che viene risolvere questo problema.
questo. E questo appello che rivolge in maniera accurata ovviamente la famiglia, perché ricordiamo sono 4 soci, una decina di persone che lavorano e quindi è anche difficile far quadrare i bilanci, ti diceva, è un messaggio che raccogliamo, anche noi giriamo, soprattutto è anche espressione dei portavoce, no, dei locali qui in centro. Che segnale è questo? Non è un segnale isolato? No, questo è un bruttissimo segnale perché si torna indietro, si torna 1 anno e mezzo fa quando succedeva in centro storico spaccate, furti nei locali, nei negozi. È una cosa che non vogliamo che torni, vogliamo che sia lo Stato, sia l'amministrazione comunale si impegni a proteggerci, noi commercianti, perché sennò se si torna a subire furti non si può andare avanti così. Ci rammarica quello che è successo al nostro collega, gli diamo tutto il nostro supporto e appoggio. Però abbiamo bisogno che il centro storico sia controllato. Arrivano i turisti, i vicentini stanno tornando perché si sentono di nuovo sicuri, adesso sentiranno queste notizie, ci sarà di nuovo il patatrac, Vicenza non è sicura, non andiamo in centro perché lì succede di tutto e di più. Questo noi non lo vogliamo assolutamente. Ecco, un segnale che va giustamente riportato e non a caso Nicolò Clerio, oltre a essere capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, è anche lei un collega, un ristoratore. Ecco, cosa chiedete dopo sulla base di questa esperienza? Non sono fatti isolati, soprattutto in centro, ma non è solo il centro. Beh, innanzitutto al collega va la solidarietà mia e di tutto il gruppo consigliare di Fratelli d'Italia. Noi avevamo avvisato che con lo scaldarsi della temperatura sarebbero riavvenuti questi fatti, avrebbero portato questi personaggi che creano disagio ai commercianti e a chi vive il centro. Avevamo avvisato l'amministrazione di tenere le antenne alte e prevenire sul nascere questi fenomeni. Abbiamo stabilito anche un fondo economico straordinario per i commercianti vittime di spaccate, di furti che l'amministrazione sta portando avanti, e ringraziamo anche l'associazione commercianti Nicola Piccolo, il presidente, per l'iniziativa di fare dei corsi di prevenzione a queste spaccate. Ripeto, va fatto un lavoro capillare di prevenzione in primis per evitare queste spaccate e per evitare che si pubblicizzi in maniera negativa a Vicenza. Allora, ringrazio i miei ospiti tutti, Nicolò Casastan e Sonia Scussolino. Ovviamente per il momento, solo per il momento da Vicenza è tutto, restituisco la linea. Grazie Daniele, grazie ai tuoi ospiti, naturalmente a Simone Squarcina. Ritorniamo nel Padovano con un pauroso incendio che ha distrutto 3 camion carichi di rotoballe nel corso della notte. Siamo a Solesino, ancora in corso l'intervento dei vigili del fuoco. Dei 3 autoarticolati fermi sotto la tettoia non rimangono che le carcasse. Erano le 4:10 quando in via Valli Pianta a Solesino, all'interno di un'azienda specializzata nel commercio di cereali, è divampato un incendio pauroso. A dare l'allarme i passanti che hanno visto un vero e proprio muro di fuoco. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dai distaccamenti di Este, Abano Terme e Rovigo. Lo scenario che si è parato loro davanti era impressionante: un muro di cristallo causato dal carico dei 3 tir, 3 quintali di rotoballe pronti per la partenza. Operando con più linee di spegnimento, i vigili del fuoco sono riusciti a contenere le fiamme, evitando che arrivassero all'abitazione adiacente. Nessuno è rimasto ferito, per fortuna, e anche l'abitazione vicina è stata dichiarata agibile. Con i vigili del fuoco anche i carabinieri della compagnia di Este. Ingentissimi i danni per l'azienda. Secondo i primi accertamenti il rogo sarebbe di natura accidentale, causato dal cortocircuito partito da uno degli automezzi, ma le indagini sono ancora in corso. Torniamo al video girato in cella a Treviso da Ade e Ozuna, accusati dell'omicidio di Francesco Favaretto, che ha scatenato sdegno e rabbia. Sequestrati dalla polizia penitenziaria alcuni cellulari e il video ora finisce in procura. Credo che sia dovere delle autorità preposte avviare gli accertamenti e anche le sanzioni, i procedimenti per arrivare alle sanzioni del caso. Così il sottosegretario alla giustizia con delega alle carceri Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, che commenta i video apparsi nei social da parte di 2 detenuti del carcere di Treviso. Sarà dunque avviata un'ispezione. Questa è soltanto la punta dell'iceberg, sono centinaia i telefonini in uso nelle carceri italiane.
Credo che ci sia una stima che soltanto nel carcere di Napoli siano dai 300 ai 400. Purtroppo sono sempre più miniaturizzati, sempre più difficile individuarli. La soluzione che stiamo studiando da un punto di vista tecnico è quella di inibire il segnale. Intanto sono stati sequestrati dalla polizia penitenziaria trevigiana alcuni cellulari trovati nelle celle dopo i video apparsi nei social dove Ade e Azuna, accusati di aver ucciso Francesco Favaretto in via Castelmenardo, si riprendevano festeggiando e ridendo in carcere. Sono scattati i primi provvedimenti. Non è escluso nemmeno un loro trasferimento. La vicenda è arrivata anche in procura, che aprirà un fascicolo e avvierà le indagini per far luce su questa vicenda. Altra conseguenza è l'iscrizione nel registro notizie di reato, spiega l'avvocato Mauro Serpico, difensore di Ozuna. Per il reato di detenzione del cellulare all'interno della casa circondariale, che costituisce un'autonoma fattispecie di reato per il quale è prevista anche una pena non irrisoria, e quindi la sottoposizione ad un nuovo procedimento penale. Queste le conseguenze di carattere immediato. L'avvocato ha subito chiamato il suo assistito, visto che la bravata avrà delle ripercussioni sotto ogni profilo. Potrebbe costare caro agli autori, ai proprietari dello smartphone e a chi lo ha fornito. La legge vieta l'introduzione e l'utilizzo di telefoni cellulari in carcere. In prima battuta si è dichiarato dispiaciuto per quanto commesso, al che gli ho detto che il dispiacere per quanto commesso non era sufficiente sicuramente a giustificare nel caso di specie un gesto che dimostra la totale immaturità sicuramente del gesto e del comportamento tenuto. Una vicenda che ha scatenato rabbia e sdegno da parte dell'opinione pubblica. I due imputati sono accusati di un reato grave, omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. E durissime le reazioni politiche al video, con una condanna bipartisan. Il giorno dopo la diffusione del video dei giovani indagati per l'omicidio di Francesco Favaretto in via Castelmenardo scatena le reazioni politiche, durissime, stavolta bipartisan. Il sindaco Conte in un lungo post sui social parla di mancanza di rispetto inaudita. Vedere soggetti in cella, scrive, per un crimine così grave, esibirsi in balli, filmati vietati e messaggi come liberi tutti, un giorno usciremo tutti, inshallah, Treviso gangs, oppure neanche queste quattro mura ci fermano, lascia sgomenti e impone una riflessione profonda. Episodi come questo, continua con l'amaro in bocca, ci interrogano sull'efficacia di quel percorso nei confronti di determinati soggetti. Di fronte a manifestazioni tanto arroganti e provocatorie è difficile intravedere quel cambiamento che dovrebbe rappresentare il presupposto per un ritorno responsabile nella società. Non meno severi i consiglieri comunali di entrambi gli schieramenti. Davanti a questi ragazzini che con impudenza lanciano pure messaggi di avviso ai giudici, alla società, alla famiglia, compresi gli avvocati, e lì andiamo a vedere chi sono gli avvocati di questi ragazzini, lasciano estremamente perplessi. Qua c'è bisogno di una serie di riforme vere, e sono d'accordissimo col sindaco, ma anche con quello che diceva giorni fa il collega Ciammini. Il coinvolgimento delle famiglie, ad esempio, è fondamentale. E parole forti arrivano anche dal centrosinistra. In cella dopo l'omicidio Favaretto ballano, cantano e si riprendono. Io credo che sia una cosa gravissima. Primo, chiediamoci come è entrato un cellulare dentro la cella, e qua vanno fatte delle ispezioni molto serie. Secondo, io sono per il carcere riabilitativo, ma questa non è riabilitazione, quindi bisogna studiare delle procedure e delle norme affinché i ragazzi imparino un mestiere e non imparino ad essere più delinquenti. Questo video può dimostrare anche che escono con una patente di delinquenti certificata. Questo non deve succedere, quindi ispezioni per quello che riguarda chi ha portato dentro il cellulare, e assolutamente ci vuole un percorso di riabilitazione dei ragazzi, che devono capire di aver fatto un atto gravissimo e oltre a una condanna severa devono essere anche riabilitati con un percorso molto serio. E sulle parole, in particolare sulle parole di Guido Bertolazzi rivolte agli avvocati dei due giovani protagonisti del video, ieri sera è intervenuto ospite a Focus l'avvocato Fabio Crea. Sentiamo le sue parole.
Allora, non abbiamo la lanciata, allora in attesa di ripristinare la lanciata andiamo a Solagna, dolore per la morte dell'ex farmacista del paese dopo le lesioni riportate nell'incidente stradale a pochi metri dal municipio. Buongiorno a Vanessa Banzato. Buongiorno a te e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, è proprio questo il punto. Ci troviamo a Solagna in via Riviera Secco, dove ieri è stata coinvolta in un incidente stradale Luciana Medici, l'ex farmacista del paese, 84 anni, purtroppo a seguito delle lesioni riportate gravissime è spirata ore dopo al San Bassiano, dove era stata ricoverata. La donna stava scendendo da una laterale per immettersi appunto lungo Riviera Secco, siamo lungo il fiume Brenta, quando non si sa ancora per quali motivi non ha frenato e l'auto si è fermata, si è bloccata, si è schiantata contro questo muretto. Si vedono evidentemente i segni dello scontro. In un primo momento la situazione sì era grave, ma rispondeva, era cosciente, di conseguenza non si sarebbe mai pensato a questo drammatico epilogo. Invece attorno alle 16 ieri pomeriggio non ce l'ha fatta e Luciana Medici è morta. Con me il vice sindaco di Solagna, Andrea Nervo, che tra l'altro è stato tra le primissime persone che Daniele Nervo, scusate, tra le primissime persone che è intervenuta proprio per soccorrere la donna. Ci vuole raccontare che scenario si è trovato davanti? Scenario di un incidente, un scenario drammatico, una situazione molto complicata, e c'era la turbolenza già sul posto, che vuol dire che i soccorsi sono arrivati molto velocemente, perché da quando mi hanno chiamato dal comune siamo arrivati, c'era già qui il nostro ingegnere, il nostro tecnico, c'erano già gli operai che fortunatamente erano nella zona per fare dei lavori, e quindi sono riusciti a intervenire subito sul traffico. Siamo riusciti a intervenire sul traffico e nel frattempo abbiamo liberato un po' lo spazio per fare le manovre di soccorso, e la situazione era drammatica. La signora la stavano caricando nella Letiga, sangue dappertutto, quindi era brutto vedere. Però era cosciente? La brava donna era cosciente, noi abbiamo aiutato un po' la famiglia anche a capire cosa stava succedendo, abbiamo aiutati a chiamare i carattrezzi e quant'altro. E chiaramente la famiglia è una famiglia scossa, perché si è trovata dall'autonomia di una signora di 84 anni che stava prendendo la macchina per andare a fare delle commissioni a trovarsi a una situazione di questo tipo, che dovremmo adesso capire e accertarci cosa è successo, perché l'impatto al muro è stato molto violento e c'è stata una situazione molto complicata. Capire quali siano state le cause. Tra l'altro la donna, almeno dalla prima ricostruzione, indossava la cintura di sicurezza, gli airbag sono scoppiati regolarmente, eppure il trauma che ha subito andando contro il vetro del parabrezza è stato proprio forte. Sì, la situazione è questa, insomma, molto probabilmente si verranno fatti gli accertamenti del caso, però sembrerebbe questa la dinamica, insomma. Ecco, io ne approfitto un po' per ricordare che questa figura è una figura molto importante per il nostro paese, era farmacista, e il farmacista di un paese come il nostro, che è una figura molto importante, però è una persona che esprimeva una gentilezza del cuore, come dire, una persona che c'è sempre ha avuto sempre una parola giusta per tutti, e sempre con molta eleganza e molta grazia, insomma. Tutta la famiglia è una famiglia molto vicina alla collettività, il marito farmacista anche lui, è stato anche amministratore nel comune di Solagna, ma è una persona sempre che ci ha dato una mano quando c'erano delle difficoltà, è una persona sempre con la parola giusta anche a noi come nuovi amministratori, quindi sarà un vuoto per il paese, soprattutto un vuoto di gentilezza, che è quello che più ci peserà, ecco. Professionalità e gentilezza che caratterizzavano la figura di Luciana Medici. Pensate come amministrazione, come comune, di fare un qualcosa per ricordarla? Io ho sentito il sindaco questa mattina, adesso alle 15 ci troviamo col sindaco per capire esattamente cosa possiamo fare. Chiaramente sono passate 24 ore, dobbiamo ancora capire cosa è successo esattamente, quindi da lì ricostruiremo quello che dobbiamo ricostruire. Insomma, adesso vedremo con l'amministrazione qual è il momento. Chiaramente già che sia la moglie di un amministratore ci fa sentire molto più vicini a altre situazioni, quindi faremo di tutto per fare ricordare questa persona in maniera giusta, ecco.
Un dolore che davvero sta attanagliando il comune di Solagna, la perdita dell'ex farmacista Luciana Medici, questa figura abbiamo sentito che tanto ha dato al paese a livello professionale e a livello proprio umano. Per il momento da Solagna è tutto, ti ricevo la linea. Grazie Vanessa, grazie anche al vice sindaco. E allora torniamo al video girato in carcere. Avete sentito le reazioni politiche, quel riferimento del capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Treviso, Bertolazzi, agli avvocati dei protagonisti del video non è piaciuto per nulla. Fabio Crea, legale di uno degli imputati ed esponente dei meloniani, le sue parole ieri sera a Focus. Direi che le dichiarazioni del capogruppo di Fratelli d'Italia sono di una gravità importante nella parte in cui fa riferimento agli avvocati. Io sono uno degli avvocati interessati, quindi non intendo in questo momento commentare, al di là ovviamente di stigmatizzare il video e il gesto che è stato compiuto, come ha fatto il collega Serpico. Per il resto penso che ci saranno iniziative importanti per le gravissime affermazioni del capogruppo Bertolazzi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Di nuovo in diretta, di nuovo con la cronaca, il delitto della baita al lago, la rissa, l'omicidio di Lorenzo Cristea in un video ripreso da una ragazza. Calci, pugni e poi fendenti che colpiscono più persone. Una rissa iniziata in discoteca, continuata fuori lungo la strada e terminata nel sangue. In queste immagini riprese dal telefonino di una ragazza, i momenti in cui gli amici della vittima, Lorenzo Cristea, il ventenne di Tre Baseleghe, ucciso a coltellate, si scontrano con i due giovani marocchini Badr Rouaji e Tabennani, accusati di concorso in omicidio volontario, tentato omicidio e lesioni personali aggravate. L'11 giugno prossimo inizia il processo in corte d'assise e il filmato sarà proiettato più volte e sezionato frame per frame per dimostrare le differenti linee difensive degli imputati. Da una parte gli avvocati Fabio Targa e Paola Miotti, i legali del 22enne Tabennani, che ritengono non sia stato lui a sferrare la pugnalata ma l'amico Badr Rouaji, 20 anni, difeso dall'avvocato Fabio Crea. Tesi ovviamente opposte, quelle dei legali. Teste a favore di Bennani, Paolo Mazzoccato, un regista che ha visionato il video e cercherà di dimostrare che il coltello non era in mano al 22enne. Secondo la versione degli avvocati, il sangue di Bennani presente sul coltello, spiega l'avvocato Fabio Targa, sarebbe dovuto ad un contatto con il ginocchio del nostro assistito che durante la fase più accesa del confronto con il gruppo di cui faceva parte la vittima resta a terra cercando gli occhiali. In aula sarà ripercorsa quella tragedia momento per momento, dall'inizio della lite all'interno della discoteca alla rissa e all'omicidio in strada a Castelfranco. Il giallo di Colceresa, martedì un'anziana è stata trovata morta, dissanguata nel cortile di casa. Trovata senza vita all'esterno della sua abitazione a Molvena di Colceresa, in via Monteferro, riversa a terra in un lago di sangue. È avvolta nel mistero la morte di Maria Santina Chemello, 92 anni. Quando sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118, per l'anziana non c'era ormai più nulla da fare. Sul corpo, secondo quanto emerso, non sarebbero state trovate ferite. Tuttavia la procura ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Esprimo il mio cordoglio alla famiglia e ovviamente dispiacere per il fatto avvenuto. Conoscevamo il nucleo in quanto insomma, siamo anche in una piccola comunità dove ci si conosce un po' tutti. Chiaro che adesso ci sono delle indagini in corso, spero ovviamente che non ci sia nessun altro tipo di risvolto, però è giusto che vengano fatte tutte le indagini, che venga chiarito insomma il caso. La casa, dove vivrebbero anche il figlio della donna e la compagna di lui, è stata posta sotto sequestro. L'anziana pare soffrisse da tempo di gravi problemi di salute, perciò non si esclude anche una morte dovuta a cause naturali. Sarà l'autopsia a chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Sicuramente se aveva delle patologie pregresse aveva anche un'età anche importante, quindi può essere anche appunto un'emorragia o qualcosa che poi, ripeto,
le indagini sono in corso ed è giusto che vengano fatte nel miglior modo possibile e nella maggior serenità, insomma, anche per le forze dell'ordine. Operazione della Guardia di Finanza nell'Alto Vicentino, duro colpo allo spaccio di droga, 3 giovani nei guai, un arresto. Quando hanno visto quelle 2 auto di grossa cilindrata sfrecciare lungo la pedemontana veneta all'altezza del casello di Valdastico a forte velocità e a pochissimi metri l'una dall'altra senza distanza di sicurezza, gli agenti della Guardia di Finanza di Vicenza hanno capito che qualcosa non andava e così, al termine del controllo, hanno dato un duro colpo al traffico di droga dell'Alto Vicentino. 3 giovanissimi tra i 20 e i 25 anni, infatti, sono finiti nei guai. In totale sono stati sequestrati oltre 31 kg di hashish, divisi in 75 panetti nascosti nel bagagliaio di un'auto. Successivamente l'attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche all'abitazione delle persone fisiche e in tale contesto sono state rinvenute a casa di uno dei soggetti fermati che conduceva l'autovettura che precedeva 2 manufatti artigianali di esplodenti e una pistola a impulso elettrica comunemente chiamata taser. All'esito dell'attività il soggetto che trasportava la sostanza stupefacente è stato tratto in arresto. Un giovane è stato arrestato in flagranza per traffico di droga, un secondo, albanese, denunciato per detenzione di esplosivi e armi e un terzo segnalato alla prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti. Noi ipotizziamo che tale sostanza stupefacente fosse destinata principalmente alle piazze dell'Alto Vicentino. Stimiamo che la sostanza stupefacente sottoposta a sequestro, se immessa nelle piazze di spaccio, avrebbe fruttato tra i 120 e i 150 mila euro. Una delle 2 auto è stata sequestrata, mentre l'arrestato si trova ora nel carcere di Vicenza a disposizione dei magistrati. La Guardia di Finanza di Lendinara ha scoperto una influencer nell'Alto Polesine che operava sulla piattaforma OnlyFans evadendo completamente le tasse e per di più percepiva la Naspi perché ufficialmente disoccupata. Le fiamme gialle hanno ricostruito un fatturato non dichiarato per oltre 270.000 euro proveniente dalla vendita di contenuti per adulti sul web. La giovane avrebbe evaso le tasse dal 2021 al 2023, non segnalando al fisco i proventi derivanti dagli abbonamenti pagati dai propri follower sulla piattaforma. I militari hanno contestato anche la tassa etica, ossia l'addizionale introdotta nel 2006 che prevede un aumento del 25% delle imposte sui redditi per chi produce, distribuisce o vende materiale pornografico. L'influencer, mentre incassava in nero i proventi della sua attività online, aveva ricevuto anche l'indennità di disoccupazione Naspi per circa 16.000 euro. Erano le reazioni per la richiesta dell'Unione Europea di eliminare gradualmente i controlli di frontiera. Arriva la notizia dell'arresto di un passeur al valico di Stupizza. Siamo dunque in Friuli Venezia Giulia. Ancora un arresto per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina al confine italo-sloveno, precisamente al valico di Stupizza. I militari della Guardia di Finanza di Udine hanno intercettato un'auto in ingresso in Italia con a bordo 5 cittadini pakistani. Per 3 di loro è scattato il controllo dei documenti e 2 sono risultati clandestini, mentre l'autista del mezzo è stato arrestato in flagranza e trasferito in carcere. Fondamentale per ricostruire la rotta e i flussi di denaro l'analisi dei telefoni cellulari sequestrati dai finanzieri che hanno operato in sinergia con il commissariato di polizia di Cividale del Friuli. Per l'arrestato il giudice ha poi disposto il divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia, mentre i migranti irregolari hanno formalizzato la richiesta di asilo politico. Un'operazione che si inserisce nel quadro dei controlli straordinari alla frontiera terrestre riattivati dall'Italia nell'ottobre del 2023, una misura drastica decisa allora dal governo sull'onda dei timori di infiltrazioni terroristiche dopo l'attacco di Hamas contro Israele del 7 ottobre e focalizzata proprio sulla delicatissima rotta balcanica. Ma il tema dei confini blindati oggi è al centro di un duro braccio di ferro con Bruxelles. L'Unione Europea sta infatti spingendo per eliminare gradualmente questi controlli temporanei all'interno dello spazio Schengen, chiedendo agli Stati membri di tornare alla piena libertà di circolazione, una richiesta che si scontra tuttavia con la realtà dei fatti sul territorio e con la costante pressione migratoria che le forze dell'ordine continuano a registrare quotidianamente lungo i nostri confini orientali.
Incidente questa mattina intorno alle 10:15 in via Piave nel comune di Caerano San Marco in provincia di Treviso per un incidente stradale con il conseguente incendio di una delle due vetture coinvolte. La squadra dei Vigili del Fuoco di Castelfranco ha provveduto ad estinguere il rogo mettendo in sicurezza lo scenario. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, sul posto anche la polizia locale. Prima vera udienza del processo per la tragedia del Natisone, per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, inghiottiti dalla piena del fiume, accusati di omicidio colposo, 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores. Ieri la deposizione in aula del primo teste. Un groviglio di telefonate, procedure e protocolli diversi a seconda degli enti e attuati in ritardo. Continue richieste di fornire la posizione. Mi mandi la posizione, signora. Equivoco tra intervento tecnico e sanitario, moduli e schede, autorizzazioni. Gli elicotteri che partono tardi e arrivano quando Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar sono stati già inghiottiti dal Natisone. Il quadro che emerge dalla ricostruzione in aula fatta dal primo teste della Procura, il luogotenente del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine, Mario Liardo, è di confusione e in certi casi scarsa lucidità e freddezza da parte degli operatori nell'assumere decisioni in quei 41 minuti dalla prima richiesta di aiuto alle 13:29 all'evoluzione dell'emergenza finita in tragedia alle 14:10. La conclusione, secondo gli investigatori, è che se attuati in tempo i protocolli, i 3 ragazzi si sarebbero potuti salvare. La prima vera udienza del processo nei confronti dei 3 vigili del fuoco, Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro, e dell'infermiere della Sores Michele Nonino, che gestirono i soccorsi il 31 maggio del 2024 e sono accusati di omicidio colposo plurimo, è stata interamente dedicata alla deposizione di questo teste. Liardo ha accompagnato la ricostruzione mostrando una serie di slide alternate all'audio delle telefonate intercorse tra Patrizia Cormos e i vigili del fuoco, passando per il 112 e tra i soccorritori, i passanti che davano l'allarme. Ci sono 3 ragazzi bloccati nel gretto del fiume, Ponte Romano di Tremariacco. Serve anche un elicottero, qualcosa. Ok, signore, signore. Drammatica la telefonata in cui la ragazza viene messa in attesa e vi rimane per circa 7 minuti, mentre in sottofondo si sentono urla, pianti e richieste di aiuto in lingua tedesca da parte di Molnar. Ma comunque ci mandi intanto la posizione e arriviamo, va bene? Aspetti solo che non la trovo su WhatsApp. Sì, allora adesso cercate di tenere duro e noi stiamo arrivando, va bene? L'udienza si è chiusa con il controesame del teste da parte degli avvocati difensori. Il giudice Daniele Faneschini Barnaba ha annunciato per il 18 giugno e 16 luglio le prossime udienze. Al termine dell'udienza le parole di Mihaela Cormos, mamma di Patrizia, e del procuratore capo Massimo Lia. Quello che ho capito anche oggi è che si sono menefregati tutti, c'è proprio vergognoso tutto quello che hanno fatto. Tutto quello è passarsi la palla dall'uno all'altro, proprio non fanno onore alla divisa che la portano, non fanno onore ai loro colleghi che rischiano la vita per salvare o almeno per provare a salvare le persone. Queste persone qua veramente non fanno onore. Questa la reazione di Mihaela Cormos all'esito della ricostruzione delle fasi dei soccorsi. La mamma di Patrizia, anche oggi come nelle precedenti udienze, era in aula al fianco dell'avvocato Maurizio Stefanizzi, che tutela i familiari delle vittime costituitesi parti civili. Per lei, come per i familiari di Bianca e Christian, assistere alla ricostruzione di quei 41 minuti fatali ha significato riavvolgere il nastro del dolore. Hanno aspettato di richiamare i vigili, poi quelli dell'elicottero che li richiamo, allora cosa facciamo? Partiamo, non partiamo? Tutto vergognoso. Secondo me non è questo i vigili del fuoco, quando tu chiami 112 che sei sicura che vieni salvato, perché se no per cosa chiami 112? L'accusa anche oggi era rappresentata, oltre che dal pubblico ministero Letizia Pupa, dal procuratore capo Massimo Lia. L'idea che si è avuta da quello che abbiamo ascoltato è di una gran confusione fra protocolli e grovigli di telefonate. Sì, ovviamente non entro nel merito ancora della vicenda che sarà poi oggetto delle richieste finali del nostro ufficio. Abbiamo ricostruito, i carabinieri hanno ricostruito in maniera molto analitica l'iter di questo soccorso e abbiamo ritenuto opportuno far sentire, non dico tutte, forse quasi tutte le telefonate che sono intercorse tra i vari enti, a cominciare
dal NUE poi alla centrale dei Vigili del Fuoco, successivamente la Sores, insomma lo scambio di comunicazioni che c'è stato fra i vari enti preposti al soccorso per offrire al giudice di prima mano un materiale che riproduce in maniera precisa quali sono stati i fatti e le valutazioni operate dai singoli soggetti. Adesso vanno a salvare anche una mucca un po' di giorni fa in 5 minuti, però non ha salvato mia figlia e i suoi amici e questo non mi cambia niente. Cambierà per le persone che si troveranno in difficoltà, in pericolo, per mia figlia non ce l'ho più. Il gioco dei bambini bruciato da un gruppo di vandali a Spresiano, è scattata la denuncia ai carabinieri. Rimane così per ora il gioco, inaccessibile ai bambini perché un gruppo di ragazzini ha deciso di bruciarlo, ma dopo la rabbia dell'amministrazione comunale ora è scattata anche la denuncia ai carabinieri. I vandali sono stati immortalati dalle telecamere di videosorveglianza. Il sindaco Marco Della Pietra aveva già spiegato che sarebbero stati chiamati uno ad uno con le famiglie e che i danni li avrebbero pagati loro. Ma ora la vicenda per i vandali si complica ancor più. Il comune, a mezzo della polizia locale, ha acquisito tutte le immagini delle telecamere, ne vediamo qua dietro dall'altro lato, e quindi sono state fornite completamente ai carabinieri e quindi procederemo anche a fare una formale denuncia a nome del sindaco. È una situazione questa che va avanti da diverso tempo, sono ragazzi minorenni e anche maggiorenni, residenti nel nostro comune ma anche da qualche comune fuori, e hanno pensato bene di arrivare al culmine danneggiando in modo irreparabile questa giostra. La giostra, per poter tornare fruibile dai più piccoli, dovrà essere sistemata. Adesso provvederemo, abbiamo già contattato la ditta che l'anno scorso ci ha fatto la manutenzione totale dei giochi per il ripristino, la messa in sicurezza, e quindi speriamo che poi queste situazioni non debbano più accadere, perché vanno a discapito dei nostri bambini che vengono qua a giocare e dell'intera comunità, perché abbiamo speso circa 135.000 euro l'anno scorso per implementazione di giochi nuovi e la manutenzione totale di quelli esistenti. I vandali, giovanissimi, quasi tutte le sere raggiungono i parchetti di Spresiano e a volte, forse per noia, danneggiano o sporcano beni della comunità. Non solo, ma ci spiega Mestriner, addirittura fanno in modo di spegnere il lampione così da rimanere al buio e non essere visti. Ci metteremo in contatto con le famiglie di questi ragazzi. Cercheremo di coinvolgere anche loro, perché è anche colpa loro se succedono queste situazioni, e potrebbe essere di farle fare durante il periodo estivo dei lavori socialmente utili per la comunità, vale a dire venire qua al parco, pulire il parco, raccogliere le carte o fare piccoli lavori che possono accrescere anche in loro un senso di responsabilità. Altro atto vandalico, questa volta contro la casa di Nicolò Clerio, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Vicenza. Un gesto vile, un atto vigliacco che di certo non fermerà il mio impegno per la città. Un gesto vile, un atto vandalico contro la casa di Nicolò Clerio. Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Vicenza si è trovato la terrazza di casa bersagliata da uova marce. Sono state lanciate delle uova dalla strada, secondo comunque gli investigatori della questura, che stanno visionando attentamente le telecamere per capire e per cercare di risalire ai responsabili. Nicolò Clerio non si è perso d'animo, ha preso la ramazza, una scala e si è messo a pulire. Stamattina poi è andato in questura a fare denuncia. Non ci sono rivendicazioni, quindi non è ancora stata fatta luce sul motivo che ha spinto qualcuno a lanciare le uova contro l'abitazione dell'esponente politico di Fratelli d'Italia. Intanto però è arrivata la solidarietà del mondo politico a Nicolò Clerio, sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Queste intimidazioni sono inaccettabili e vanno condannate con fermezza. Purtroppo assistiamo spesso ad attacchi che coinvolgono i leader di tutti gli schieramenti, ma su queste violenze non possono esserci davvero divisioni. Tutti i partiti e i loro leader devono essere unanimi nel condannare ogni forma di violenza nel dibattito pubblico. La forza delle idee vale sempre più del rumore dei gesti vigliacchi. Al nostro capogruppo Nicolò Clerio l'abbraccio caloroso di Fratelli d'Italia Vicenza, nell'assoluta certezza che questa vicenda non frenerà la sua passione e il suo lavoro costante e quotidiano. Ringrazio tutti i colleghi politici, tutte le persone che in queste ore mi stanno
stanno esprimendo la loro solidarietà e un messaggio va a chi pensa di intimidirmi e di scalfire il mio impegno politico per Vicenza. Ecco, ha sbagliato completamente persona. Si festeggia oggi in tutta Italia, con tante celebrazioni anche in Veneto, il 212° anniversario dell'Arma dei Carabinieri. È stato tempo di bilanci dell'attività sui territori. Per quanto riguarda Padova, si fotografa una provincia in cui aumentano i casi di violenza di genere e i reati contro la persona commessi dai minori, mentre calano gli incidenti mortali sulle strade. Oltre 30.000 reati gestiti in un anno e quasi 300.000 chiamate al 112. È il bilancio dell'attività dei carabinieri del Comando Provinciale di Padova tra giugno 2025 e maggio 2026, presentato in occasione del 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Tra i dati che destano maggiore attenzione c'è quello della violenza giovanile. Sebbene i minori segnalati alla procura siano diminuiti, sono aumentati di oltre il 18% i reati contro la persona, con minacce, percosse e lesioni. Abbiamo notato che pur in presenza di un calo di oltre il 10% dei reati assimilabili alla galassia della violenza minorile, c'è stato un mutamento qualitativo, quindi uno spostamento dai reati contro il patrimonio ai reati contro la persona, che sicuramente sono più impattanti anche sul senso di insicurezza. Con i giovani non può essere solo l'aspetto repressivo la soluzione deve essere un qualcosa che nasce dalla famiglia, dalla scuola, con il supporto e la sinergia di tutte le istituzioni. Particolarmente significativo l'impegno contro la violenza di genere. I casi trattati sono saliti a 761, con un aumento degli episodi di stalking e violenza sessuale. Crescono anche arresti, misure cautelari e utilizzo dei braccialetti elettronici, confermando una risposta sempre più tempestiva a tutela delle vittime. L'aumento che abbiamo visto sui codici rossi è limitato, rimangono numeri importanti. Sicuramente il braccialetto elettronico è utile perché riesce a evitare problematiche particolari, e poi c'è stata un'evoluzione anche cercare di incidere sull'offender e tutelare maggiormente la parte offesa. Se da un lato aumentano le truffe agli anziani facendo registrare 309 casi, dall'altro continua la massiccia attività di sensibilizzazione che ha coinvolto oltre 4.500 cittadini. È un nostro primario obiettivo quello di intercettare le truffe ai danni delle persone fragili. Quindi, come avete visto, insomma, l'impegno dell'Arma è costante e rimarrà costante per intercettare e garantire che le persone fragili sappiano cosa fare, quindi vincano l'ansia e quindi meccanicamente sappiano, a forza di ripetere quelli che sono i nostri consigli, quello che devono fare, e questo ha portato anche a risolvere e a evitare tante truffe. Preoccupano invece i dati sulla sicurezza stradale. Gli incidenti sono aumentati del 22%, con una crescente mole di denunce per guide in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. In calo però gli incidenti mortali e le vittime della strada. Infine, sul fronte della prevenzione, sono stati effettuati più di 35.000 servizi di pattuglia, controllando quasi 135.000 persone e oltre 85.000 veicoli. 10 anni fa, insieme al marito, era finita al centro di un'indagine per aver rifiutato la chemioterapia per la figlia 17enne malata di leucemia, poi è deceduta. È morta la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, anche la mamma uccisa da un tumore. 10 anni dopo la figlia è morta per una forma tumorale. Anche Rita Benini, la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, stroncata nell'agosto del 2016 da una forma di leucemia linfoblastica che i suoi genitori rifiutarono di far curare con chemio e radioterapia. Come per la figlia, anche mamma Rita ha rifiutato la terapia. Nel 2023, insieme al marito Lino Bottaro, era stata condannata a 2 anni con la condizionale per omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora, perché si rifiutarono di sottoporla alle cure che avrebbero potuto salvarle la vita. Secondo i medici della pediatria di Padova, infatti, se Eleonora si fosse sottoposta alla chemioterapia avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. I genitori però erano e sono tutt'oggi sostenitori del metodo Hammer, medico tedesco radiato dall'albo, secondo quale i tumori sono frutto di conflitti psichici che vanno curati con la vitamina C e sedute di psicoterapia. Rita e il marito Lino hanno sempre detto di aver assecondato la volontà della figlia, ma la
lunga battaglia legale intentata dai medici li ha riconosciuti colpevoli. Rita Benini, 10 anni dopo, è morta anche lei per una forma tumorale. Si era sottoposta ad un intervento chirurgico alla lingua, ma poi non ha voluto continuare con la chemio. Una famiglia segnata dal lutto. Nel 2013 la morte per aneurisma del primo figlio a soli 22 anni, poi la malattia di Eleonora, che per i genitori si scatenò proprio a seguito di questo dolore. Ora quella di mamma Rita. I funerali verranno celebrati a Bagnoli di Sopra lunedì prossimo. Siamo alla politica, non spacchiamo l'Italia ma facciamo l'interesse dei territori. Le parole del presidente del Veneto Alberto Stefani ieri a Roma per la legge sull'autonomia differenziata. Intanto la Lega perde altri pezzi, se ne va il deputato vicentino Eric Pretto. E con l'autonomia noi non togliamo un euro a nessuno, chiediamo semplicemente di assumerci delle responsabilità in più, di poter rispondere al nostro territorio in prima persona, di farlo rischiando anche del nostro, ma io credo che chi fa amministrazione pubblica, chi sceglie di fare amministrazione pubblica debba essere disposto a rischiare di più. Ripete spesso il termine responsabilità Alberto Stefani nel corso dell'audizione a Roma sul disegno di legge per l'autonomia differenziata, un passaggio atteso davanti alle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato riunite in forma congiunta. Sul tavolo in particolare le materie non coperte dai LEP, ovvero protezione civile, professioni, previdenza integrativa e coordinamento della finanza pubblica in materia di tutela della salute. Aumentare gli stipendi per il personale sanitario? Sì, lo riteniamo necessario. Garantire una maggiore previdenza per i nostri lavoratori? Sì, lo riteniamo necessario. Dare la possibilità a un presidente di regione di assumersi delle responsabilità per quanto riguarda le calamità naturali? Sì, lo riteniamo necessario, così come riteniamo fondamentale che la regione possa includere i fondi sanitari integrativi nella spesa regionale e possa gestire i risparmi per quanto riguarda la spesa sanitaria nei confronti dei propri cittadini. Di fronte ai rilievi dei commissari, Stefani ritorna sul referendum del 2017 e su un concetto per lui fondante. Non credo che dire che questa riforma spacchi l'Italia sia la soluzione. Io credo che la soluzione sia piuttosto il contrario. Autonomia che resta a cavallo di battaglia della Lega che però perde i pezzi. Nelle ultime ore l'addio del deputato vicentino Eric Pretto in odore di provvedimento disciplinare, meschino e irricevibile, dice lui, parlando di una Lega rimasta senza linea politica. Tolleranza zero, le parole del neosindaco di Venezia Venturini nel congratularsi con la Guardia di Finanza e la Polizia Locale dopo il blitz in 14 locazioni turistiche di Venezia. Desidero ringraziare la Polizia Locale e la Guardia di Finanza per l'operazione che ha reso possibile individuare e sanzionare una importante fetta di appartamenti turistici che non erano in regola. Per la precisione 12 delle 14 attività controllate e complessivamente sanzioni amministrative di oltre 26.000 euro. In un condominio di Cannareggio 4 appartamenti formalmente locazioni turistiche in realtà non erano altro che la dépendance di un albergo poco distante. Nello stesso stabile è stata anche individuata una locazione turistica sconosciuta all'anagrafe, il cui intestatario risultava deceduto da circa 2 anni. In altre zone sono state individuate altre 5 locazioni turistiche senza il codice identificativo obbligatorio. L'abusivismo è una piaga per la nostra città e la lotta all'abusivismo è una nostra priorità. Lavoreremo quindi moltissimo in questo fronte. Ho chiesto fin dal primo giorno alla Polizia Locale, agli uffici del Comune di Venezia di lavorare su questo settore. C'è un portale per le segnalazioni che vi invito a utilizzare e sicuramente lavoreremo per combattere questo fenomeno perché fa un danno d'immagine alla città, fa un danno d'immagine agli operatori che regolarmente in maniera legittima e trasparente svolgono la loro attività e poi inquina anche il mercato turistico. Quindi 3 fattori a cui aggiungiamo anche il tema della insicurezza. Non sapere chi risiede in certi luoghi, chi va a dormire in certi luoghi è anche un fattore di insicurezza. Quindi lotta dura a questo fenomeno, tolleranza zero. Dai giardini del Quirinale a Roma, aperti in modo speciale alla cittadinanza in occasione della festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma ai nostri microfoni la sua visita a Venezia, nell'isola di San Giorgio, e rivolge un pensiero augurale proprio al neosindaco Venturini che abbiamo sentito poco fa. So che viverà a Venezia, per favore.
Cosa pensa del nuovo sindaco di Venezia? Dai giardini del Quirinale a Roma, aperti in modo speciale alla cittadinanza in occasione della festa della Repubblica Italiana, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conferma ai nostri microfoni la sua imminente visita a Venezia nell'isola di San Giorgio e rivolge con l'occasione un pensiero augurale al neo sindaco della città, Simone Venturini. Io ho fatto gli auguri più grandi come ogni sindaco, ha detto il Capo dello Stato, rivelando così che c'è già stato un primo contatto tra i due in attesa dell'incontro ufficiale in città. Il Presidente ha ricevuto un primo dono della città, un leone d'argento, opera dell'artigiano orafo veneziano Meneghetti. Durante la visita, come da protocollo, ci sarà poi un secondo scambio di doni istituzionale. Comincia intanto a prendere forma il programma della visita del Capo dello Stato. Tra le novità c'è una possibile visita alla Basilica Cattedrale di San Marco di Mattarella, insieme al Re di Spagna e al Presidente della Repubblica Portoghese. Mattarella dovrebbe intervenire al simposio nel pomeriggio alle 17:30, salvo cambiamenti di scaletta. Ad accogliere il Presidente della Repubblica ci saranno il prefetto d'Arcopellos con il governatore del Veneto Roberto Stefani e il nuovo sindaco Simone Venturini e tutte le maggiori autorità istituzionali cittadini. A promuovere l'incontro la Fondazione Cotec, nata oltre 30 anni fa in Spagna su iniziativa del re Juan Carlos I per promuovere la ricerca e l'innovazione. Nel 2001 è stata creata la Fondazione Italiana che ha come presidente onorario proprio il Capo dello Stato. Essa opera a livello europeo con le gemelle di Spagna e Portogallo. Insieme formano il network europeo. Al centro delle attività delle fondazioni c'è l'attività di ricerca. E adesso noi ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e subito dopo parleremo di un'iniziativa benefica che andrà in scena sabato a Jesolo. A tra poco. E siamo tornati in diretta, vi ho anticipato di questa serata benefica che si svolgerà sabato 6 giugno in una location spettacolare in riva al mare a Jesolo, dalle colline del Prosecco, dove era andata in scena la prima edizione. Per questa seconda edizione di Luce a quattro zampe, una serata di musica, ma anche per confrontarsi, ma anche per aiutare. Tutto questo ce lo raccontano Emanuela Deola, Balì del Triveneto Ordine Bizantino del Santo Sepolcro di Marca e Sana Edami del marketing dell'Ordine Bizantino del Santo Sepolcro di Marca. Grazie, buongiorno ad entrambe, benvenute. Buongiorno. Buongiorno. Allora, grazie a voi di averci ospitato oggi. Grazie a voi. Allora Emanuela, iniziamo subito spiegando come si svolgerà questa serata, arrivando poi a capire qual è l'obiettivo, a chi saranno poi devoluti quanto verrà raccolto durante questa meravigliosa serata. Allora, mi presento, intanto sono Emanuela Deola. Sono Balì del Triveneto dell'Ordine Bizantino del Santo Sepolcro. Qui ci troviamo oggi nel nostro ufficio, che siamo nelle colline del Prosecco e abbiamo questo sfondo meraviglioso delle colline. E noi abbiamo organizzato questa raccolta fondi per i cani guida e daremo in donazione il raccolto della serata di domani sera, che verrà fatto all'Hotel Casabianca a Jesolo, su questa cornice meravigliosa del mare. Vedete qui in sottofondo la locandina. Ci sarà una serata che inizierà alle 6 del pomeriggio, avremo un sacco di ospiti importanti, primi di tutti ci saranno i nostri cari amici a quattro zampe, questi fantastici Labrador addestrati per oltre 2 anni, che saranno quelli che sono i veri protagonisti della serata di domani sera. Ecco, le chiedo subito, Emanuela, perché avete deciso proprio di concentrare questi eventi dedicandoli appunto ai cani guida per non vedenti? Da dove nasce questa idea? Allora, l'idea nasce molto tempo fa a causa di un problema che abbiamo avuto con mia mamma, che ha avuto un problema con gli occhi, e sono 12 anni che cerchiamo in lungo e in largo di trovare la soluzione. La soluzione probabilmente non è
purtroppo non l'abbiamo trovata e quindi ha perso un occhio. L'anno scorso, in una delle nostre riunioni annuali fatte con l'Ordine Bizantino del Santo Sepolcro a Palermo, ci siamo riuniti noi gruppo del Triveneto e abbiamo detto: ma perché non facciamo qualcosa di umano che possa effettivamente aiutare le persone che hanno qualche difficoltà, non sono fortunate come noi. E da lì è nata l'idea di fare questa iniziativa di una raccolta fondi per acquistare un cane guida. E da lì è nato tutto questo programma. Insieme a Senè abbiamo messo in piedi tutta la parte della comunicazione e insieme a tutto il team che abbiamo nell'ordine abbiamo cercato tutti insieme di condividere questa iniziativa con amici, parenti, vicini, colleghi, la qualunque, per poter fare questo evento. L'anno scorso è andato molto bene. Sì, esatto, perché l'anno scorso siamo riusciti a raggiungere un ottimo risultato grazie alla generosità di tutti e siamo riusciti a donare un cane persona non vedente. Appunto l'investimento per un cane guida è molto importante ed essere riusciti a raggiungere questa somma insomma ci rende molto felici e io dico sempre questo è solo l'inizio e quindi è bello che insomma siamo riusciti a dare seguito anche con una seconda edizione e poi anche per le prossime perché ecco abbiamo avuto un bel riscontro. E quindi la prima edizione si è svolta a Soligo, nella splendida cornice di Villa Soligo. Che voi vedete le immagini del video. Ci sono le immagini, mentre questa edizione, la seconda, quindi a Jesolo, presso l'hotel Casabianca. E insomma ringraziamo veramente tutti e siamo fiduciosi che riusciremo a raggiungere, non solo a raggiungere il risultato dell'anno scorso, ma addirittura a superarlo. È stato possibile donare un piccolo cucciolo, una piccola cucciola perché era una femminuccia, giusto? Che sarà poi protagonista domani alla serata. Domani sera, insieme a Stefania, che è la presidente della scuola Triveneta Cani Guida, ci sarà anche Amy, che è questo cucciolotto nato a gennaio. È questo cucciolotto tutto sufficioso ma super intelligente che avremo il piacere di presentare domani sera a tutti i nostri ospiti e anche a tutte le persone che vorranno raggiungerci. Questo è stata una grande ricerca perché quando nasce una cucciolata di Labrador al massimo uno o forse neanche uno sono addetti o hanno le caratteristiche per poter essere dei cani guida in futuro. Quindi siamo stati molto fortunati, in un paio di cucciolati è stata selezionata Amy e già da un mese che è con la famiglia affidataria ha già dimostrato veramente una bellissima personalità. E è commovente vederla che già a 4 mesi è in grado di non assaltare la ciotola ma di arrivarci piano piano, di darti la zampa, di eseguire tanti ordini e questo è un bellissimo biglietto da visita perché poi fra 16 mesi farà 2 mesi con l'addestratore e poi sarà effettivamente affidata e quindi troverà una persona da accompagnare e da ridargli la sua collaborazione. Trascorsi questi 18 mesi tra casa affidataria, addestratore, poi farà un mese di addestramento con la sua nuova proprietaria. E credetemi, è un'emozione immensa vedere questi adorabili animali e il servizio che fanno. Prego. Sì, emozione che si potrà anche vedere in diretta il giorno dopo, quindi la mattina successiva, quindi domenica mattina a partire dalle ore 10 presso la Bow Wow Beach gli addestratori e i cani guida all'opera per avvicinare appunto anche le persone a questo mondo, ecco, quindi sensibilizzare ulteriormente all'utilità che svolgono questi cani guida, le famiglie, comunque anche le famiglie affidatarie e quindi anche vedere la concretezza di questi progetti.
Assolutamente sì. E tra l'altro, Emanuela, ieri quando ci siamo sentite lei voleva specificare una cosa importante. Quando si parla di beneficenza è sempre importante specificare alcuni aspetti. Quello legato all'IBAN credo che sia giusto sottolinearlo. Allora, il nostro team ha ragionato in questo modo, dall'Ordine di Malta, quindi dal Gran Maestro che sarà presente domani sera, tutto il team, quindi da Alessandro Berton che ci ha permesso di creare questa collaborazione con l'Hotel Casabianca, a tutti gli altri membri, quindi cito Stefano, la stessa Giulia Vazzoler che ci terrà compagnia con le sue mani e farà l'accompagnamento musicale durante la serata, Stefano Darin, Stefano Marone, la Moira, la Evelyn, tutte queste persone sono state fondamentali per la costruzione di questo progetto, quindi è un ringraziamento in prima persona, ma logicamente un altro ringraziamento che volevo fare era alla Presidente del Rotary Club di Jesolo. Il nostro progetto è veramente fatto col cuore, non a caso l'IBAN che voi vedete nella locandina è l'IBAN della scuola Triveneta Cani Guida, quindi tutto il raccolto verrà devoluto interamente a loro. Noi abbiamo fatto una scelta di donare il nostro lavoro a questa associazione, anche perché sono veramente dei volontari che stanno facendo dei lavori veramente eccezionali, e quando si è avuto il piacere di conoscere la Presidente, la Stefania Bogo, e si vede la quantità di lavoro che fa e come si dedica a questa attività, ci si rende conto che veramente la donazione deve essere completamente, totalmente devoluta a loro. E allora Emanuela, in chiusura ricordiamo la serata di domani, inizio alle 18 a Jesolo con la musica, l'accompagnamento musicale, ecco lo vediamo, di Giulia Vazzoler, quindi beneficenza sì, ma anche un'occasione per stare insieme e godere della bellezza del mare e della bellezza della musica. Un intervento che ovviamente abbiamo chiesto e le istituzioni sono state come al solito super sensibili, anche loro parteciperanno, quindi avremo il piacere di avere il sindaco di Jesolo, alcuni assessori, se fosse probabilmente ci sarà il presidente della provincia o comunque un delegato, quindi anche le istituzioni sono molto sensibili a questo argomento, e ogni volta che noi facciamo eventi di questo tipo o comunque organizziamo momenti conviviali, le istituzioni ci sostengono sempre, quindi un grazie di cuore anche a loro. Il grazie e i veri protagonisti comunque della serata sono anche tutte le persone che si sono messe una mano sul cuore e ci hanno aiutato con donazione che può essere, non importa grande o piccola, ma la donazione viene fatta dal cuore, quindi grazie ancora di più a tutte le persone che hanno reso possibile la serata di domani sera. E quindi un appello anche a tutti gli ascoltatori, noi vi aspettiamo numerosi per questa bellissima serata veramente fatta col cuore per una splendida causa. Assolutamente, rimandiamo anche noi questo appello di Senai Dami, grazie davvero a lei, grazie davvero ad Emanuela Deola, Balì del Triveneto, dell'Ordine Bizantino del Santo Sepolcro di Malta, e in bocca al lupo per questa meravigliosa serata con questo scopo benefico così importante. Grazie davvero ad entrambe. Grazie. Insomma, questo appuntamento domani 6 giugno alle 18 a Jesolo, e adesso andiamo invece a Belluno dalla nostra Tiziana Bolognani, perché in questura la memoria delle vittime del Vajont continua a vivere. Buongiorno Tiziana e buongiorno al tuo ospite.
Sì, buongiorno Francesca, sono con il questore di Belluno Roberto Della Rocca. Hai detto bene, in questura la memoria del Vajont continua a vivere, perché all'interno della sala riunioni già intitolata alle vittime del Vajont oggi è stato presentato il risultato di un'attività che è stata svolta dalla questura di Belluno assieme all'istituzione scolastica e chiedo subito a Stefano di farvi vedere, di farvi ammirare le pareti della sala riunioni che ricordano il Vajont, e questa iniziativa decisamente importante ha un duplice significato, certamente il risvolto educativo e anche però uno spirito di collaborazione che i ragazzi hanno imparato proprio vivendo qui in questura per diversi giorni per realizzare questa opera. Intanto però al signor Questore domando come è nata questa iniziativa. Tutto nasce a inizio anno scolastico, quando abbiamo incontrato il preside e i professori del Catullo, dell'Istituto Artistico di Belluno. Abbiamo fatto diverse proposte e loro hanno accolto quella di dipingere le pareti di questa sala riunioni, come avevo già anticipato, dedicata alle vittime del Vajont. In un anno hanno fatto 2 progettualità molto interessanti, ce le hanno proposte un mese fa poi la scelta era abbastanza problematica perché a me piacevano entrambi. Ho reso ancora più difficile il loro compito facendo una crasi fra le 2 proposte. E hanno realizzato nei giorni scorsi, in una settimana di lavoro, questo che potete vedere in questo momento, io direi anche proprio ammirare. Da una parte c'è un prato fiorito che si inaridisce, la diga del Vajont, dall'altra parte quell'onda maledetta con l'orologio che segna ancora l'orario di quella brutta e tristissima giornata. I ragazzi sono stati qui con noi oltre una settimana. Hanno mangiato con noi in mensa, sono stati i nostri ospiti, e quello che va sottolineato è sicuramente questo connubio fra la Polizia di Stato, quindi un'istituzione, e i giovani bellunesi, soprattutto in questo momento storico in cui abbiamo assolutamente bisogno di esempi positivi che io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ci sono e vanno sicuramente evidenziati. Quindi il patto educativo, perché non ci si nasconde naturalmente dietro a un dito, notizia di cronaca di inizio settimana. Lei lo ha detto, fino adesso siamo rimasti protetti dalle montagne che hanno tenuto lontano certi episodi di cronaca cruenti che magari sono d'uso comune in altri capoluoghi, e però non siamo scevri, questo territorio non si può dire scevro dalla criminalità di nessun tipo. Assolutamente, lo dico dal primo giorno, io non sopporto che i miei poliziotti mi dicono tanto qua non succede, perché non è un approccio esatto e giusto in cui vanno affrontate qualsiasi tipo di attività. E c'è l'illusione che la montagna protegga sia in entrata che in uscita. In realtà l'attenzione deve essere alta, ma deve esserci un confronto serio e in questo momento anche determinato. Dobbiamo far capire ai ragazzi che ad ogni azione corrisponde una reazione, e questo è un minimo di upgrade su quello che è una certezza della risposta, anche, ahimè, quella giudiziaria. E certamente lavorare per un gruppo di ragazzi all'interno della questura, vivere quotidianamente, vivere il quotidiano con voi, può aver avuto un effetto educativo importante e fondamentale. Il patto educativo al quale tutti si appellano in questi giorni, da qui può partire. Sì, la speranza è un po' la nostra. Abbiamo incontrato oltre 1000 studenti nella nostra progettualità, andando nelle varie classi di ogni ordine e grado, parlando di educazione alla legalità, di violenza di genere, dell'uso dei social. Anche nell'ultimo fatto grave che si evidenziava poc'anzi, noi abbiamo non solo il fatto in se stesso che è grave, ma la ripresa in video, la trasmissione in social, anche là nella mancata consapevolezza che il video che io mando a qualcun altro non è più mio e può essere diffuso fino a Shanghai, fino a Washington, ovunque, insomma. Signor Questore, per tornare all'effetto del Vajont, alla memoria del Vajont che rivive all'interno di questa aula, diciamo che certo ora si respira davvero aria nuova, ma in questa stanza molte cose parlano del Vajont, lo fa questo pannello con le foto d'epoca, e lo fanno quelle 2 foto appese
al muro che ricordano il momento della consegna della cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato da parte nelle mani dell'allora capo della Polizia Alessandro Pansa, e poi naturalmente ancora il riconoscimento in occasione della giornata della solidarietà per le vittime del Vajont per il lavoro fatto dalla Polizia di Stato nel 1900, questo riconoscimento del 1983. L'ultima battuta, il lavoro della Polizia di Stato, lo diciamo sempre, proprio in quella occasione i poliziotti furono tra i primi ad arrivare sul luogo della tragedia. Assolutamente sì, fra l'altro giovanissimi poliziotti che si trovarono di fronte a un scenario impensabile. Io ho parlato con qualcuno di loro che intervenne all'epoca, il ricordo è ancora vivo, tristissimo, di grosse difficoltà, perché mi descrivono delle scene che veramente sono imprevedibili e inenarrabili. La ringrazio, signor Questore di Belluno Roberto Della Rocca. Vi mostreremo compiutamente le immagini anche della cerimonia che si è svolta questa mattina proprio qui con gli studenti che sono stati impegnati per una settimana, e parleremo diffusamente anche di questo valore importante, fondamentale, educativo, che mai come in questo momento è utile per segnare una strada da seguire sia come famiglie che come genitori che come istituzioni scolastiche, come forze dell'ordine. Francesca da Belluno, dalla Questura di Belluno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie signor Questore. Grazie a voi. Grazie davvero anche da parte nostra al Questore, a te Tiziana e a Stefano Bozzi per la parte tecnica. Una nuova allerta con la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione, quindi allerta gialla per criticità idrogeologica per temporali nelle zone Bassa Veronese, Polesine occidentale, pianura polesana centrale, costa meridionale Delta Po, pianura centrale, Colle Eugani e Colli Iberici, pianura centro-meridionale e Bassa Padovana, costa centro-meridionale, pianura centro-meridionale, pianura centro-orientale, costa centro-orientale, pianura orientale e costa orientale. Tra il pomeriggio e la serata di oggi fino alle primissime ore di domani la regione sarà interessata da una fase di tempo instabile con possibili fenomeni a prevalente carattere di rovescio temporale da locali a sparsi, più probabili sulla pianura centro-orientale sulla costa. Saranno possibili fenomeni localmente intensi come forti rovesci, forti raffiche e locali grandinate. Dunque insomma il maltempo continua ad imperversare sulla nostra regione prima dell'arrivo dell'estate annunciata, ce l'auguriamo, per il fine settimana. I numeri non danno alternative, pochi parti a Valdagno, il punto nascita deve chiudere, Regione e Ursotto sono al lavoro per trovare alternative, ma i sindaci non ci stanno. La decisione di ridurre i punti nascita anche in Veneto, 4 quelli destinati a chiudere, arriva direttamente da Roma. La Regione prende atto, così come l'Ursotto Vicentina, che cercheranno di mantenere i servizi, mentre i sindaci interessati alzano le barricate, dichiarandosi contrari al provvedimento. Per lo Stato, sotto i 500 parti all'anno, si chiude e Valdagno ne ha avuti 250 nel 2025. Pronti a collaborare, come sempre fatto, con Regione e ULS, ma questa è una decisione troppo calata dall'alto, afferma il sindaco. Il 75% degli abitanti della Valle del Lagno abitano in comuni classificati come comuni montani. Inoltre c'è un aspetto che ci è saltato all'occhio, cioè che il calo del numero di parti non è coerente con il calo delle nascite, e questo va a nostro parere approfondito. Abbiamo già avuto dei primi contatti sia con il sindaco di Valdagno e con altri amministratori della zona, così come ho già iniziato a fare degli incontri con i primari dell'ospedale di Valdagno per vedere come poter compensare l'eventuale spostamento del punto nascita da Valdagno a Montecchio domani nel nuovo ospedale di Arzignano. In Veneto dovrebbero chiudere Adria, Castelfranco, Portogruaro e Valdagno. La Regione al momento si può solo adeguare alla norma nazionale, cercando di trattare con il Ministero per eventuali deroghe. Valdagno è riferimento per 60.000 abitanti in un territorio particolare tra pianura e montagna. L'ULS, da parte sua, prende atto di una decisione politica,
vorrebbe mantenere la qualità dei servizi, magari potenziando la parte relativa alla gravidanza e comunque programmando riunioni con i sindaci per trovare soluzioni. Primo appuntamento il 29 giugno. Avevamo già pianificato per il 29 di giugno un incontro con la direzione generale insieme ai sindaci di Valle per parlare dell'ospedale. Ovviamente in questo incontro il tema principale sarà questo qui che riguarda il punto nascite, oltre che gli altri temi dell'ospedale. Quindi ecco, noi collaboriamo, ovviamente bisogna anche avere rispetto da parte, diciamo, della regione e delle comunità locali. Non è che arretriamo, scappiamo, diminuiamo l'attività, però evidentemente di fronte a delle evidenze scientifiche e numeriche dobbiamo in qualche modo trovare delle soluzioni alternative. Siamo in chiusura, grazie a Simone Merlo e Marco Gagliazzo in regia, grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Io ora vi lascio alla sigla le previsioni del tempo, a seguire Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e poi alle 16:20 il film Vuoi cucinare con me? Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento di giornata.